وضعیت توی افغانستان که اصلا امیدوار کننده نیست که La morte della speranza è alle porte dell'Afghanistan. A dirlo è Zara Ahmadi, l'imprenditrice 32enne e attivista afghana riuscita a fuggire da Kabul grazie al ponte aereo organizzato dalla Farnesina. Finalmente, dopo essere arrivata in Italia e aver trascorso i giorni di quarantena preventiva, ha riabbracciato suo fratello Ahmed, lo chef veneziano, artefice di numerosi appelli ai politici per permetterle di rientrare. L'ha raggiunta ad Ischia, dove riceverà un riconoscimento per la lotta a favore dei diritti umani. Ma il pensiero della donna va alle amiche rimaste a Kabul in una gabbia, dice, perché obbligate a stare chiuse in casa. من دخترایی هستن که قبل از ورود طالبان بسیار امیدوار Sono angosciata per loro, spiega. Molte di loro hanno partecipato con lei il 14 agosto alla manifestazione di protesta contro l'avanzata dei talebani e ora sono costrette a nascondersi in appartamento per paura di ritorsioni. In questi giorni, quando riesco a parlare con alcune di loro, percepisco forte il sentimento di impotenza e rassegnazione, continua, ed in qualche caso mi confessano apertamente di pensare al suicidio piuttosto che restare in quelle condizioni. Non possiamo pensare ad un futuro senza la libertà che avevamo.